Siamo giunti al centrale della serata al Savio, condizionata sul miglio. Al via sono in 8, 1 Bandiera del Sile, 2 Bacigalupo Font, 3 Amelie Pan, 4 Aida Griff, 5 Baltimora Trio, 6 Brunello Grimm, seconda linea 7 Barcella Bourlon, 8 Bambin, proprio Bambini il favorito su Barcella Bourlon, numero 8 di Carmine Piscuoglio contro il numero 7 di Barcella Bourlon, VP dell'Annunziata. Macchina che stacca, parte leggermente discosto Brunello Grimm, l'errore intanto di Baltimora Trio, numero e 5 Baltimora Trio, Aida Griff che conduce nei confronti di Bandiera del Sile. Andiamo all'esterno Emily Pan che si porta in breve su Aida Griff, che comunque sta tirando via a buona andatura. Percorsi esterne già anche Bambin che è in seconda pariglia. Intanto completamento del quarto iniziale in 28,7. Cavalli sulla piegata con leader sempre Aida Griff, Bandiera del Sile in schiena, Emily Pan percorsi esterne con in schiena Bambin, poi in terza posizione dovrebbe essere Bacigalupo Font. Intanto 600 se ne sono andati in 44,5. A questo punto Bambin viene via in terza ruota. Terza posizione alla corda invece per Barcella Bourlon che precede Bacigalupo Font. Intanto viene via deciso Bambin, ma rimane in terza corsia per l'opposizione di Emily Pan dopo un chilometro completato dalla testa in 1,14,1. Altra stoccata di Bambin che a 500 dalla conclusione si avvantaggia e riesce a scendere alla corda prima del paletto dei 400 metri conclusivi. A questo punto si apre la caccia a Bambin che ha preso un po' di margine, inseguito da Brunello Grimm, poi Barcella Bourlon. Bambin in vantaggio al completamento della curva finale, entra in vantaggio addirittura d'arrivo, inseguito da Brunello Grimm. Completamento della curva, ingresso addirittura e retta d'arrivo con Bambin che viene attaccato da Barcella Bourlon. Nel finale Barcella Bourlon che passa e vince su Bambin, mentre al terzo finisce Brunello Grimm. 1,58,3, 1,13,6 il ragguaglio conclusivo. E ancora VP dell'Annunziata che viene a vincere questo centrale con Barcella Bourlon a cui bastano 300 metri per venire a battere un Bambin che corre comunque bene, ma nel finale un po' nulla contro il gran finish di Barcella Bourlon che chiude a bomba e batte lo stesso Bambin, mentre al terzo vicino finisce un ottimo Brunello Grimm. Il successo dunque per Barcella Bourlon, VP dell'Annunziata, che raddoppia Mattia Orlando al training, la scuderia Santese.